nonno, ti bisogna che te che spieghi come sia la tua giornata. Sì, Più sì. la Ludmilla sa come si è Sa. organizzata la tua giornata, Giornata. più te eviti di scampare. Visto che sei sempre con quel telefono, sempre con quel telefono devi farsi le fotografie. Sì, ma ne Dai, sai ascoltare. facciamo foto di famiglia, dai. Guarda che bello che siamo venuti fuori. Tieni a papigrafe, Dai, nonno, per Tieni a favore. papigrafe. Dighe per favore come che si sviluppa le tue mattine, le tue Brambilla, giornate. Brambilla, ascoltami. Ludmilla. E ora, ogni mattina regolarmente alle 7:30 vado di corpo, va bene? Sì, va bene. Così alle 8 mi sveglio dal letto. Verso le 8:30. Invertire l'inizio della giornata. Abitudini! Ma che abitudini sei? Abitudini di merda. Ludmilla. 8:30, te dammi pastiglie, ti ricordi tu? Dammi pastiglie, ho sì. molte pastiglie da torre. Certo, Segna pastiglie, perché sei sì, tante, pastiglie, Ludmilla. Quella della d'accordo. pressione che però mi fa scappare a pipì. Sì, lo so. E ora bisogna che tu quella che blocca Blocca stimolo stimolo. della pipì. Ma quella che mi blocca stimolo della pipì mi fa venire nervoso. E ora devo tornare il calmante. Ma il calmante mi fa venire sonno. E ora devo tornare quella che mi tiene sveglio. È solo da sperare che quella che mi tiene sveglio dura di più di quella che mi fa pisare. Dai, perché nonno! È un disastro così la mattina. Tra una roba e l'altra no. Ma come parli? Ah! Guarda, scusa Ludmilla, ma se esistesse una pastiglia per farlo star muto che daria, ma non ne la vende. Basta andare in farmacia, me la crompi. Che pastiglia corombo, Per scusa? farmi tasire. Ma non esiste? Si chiama Biochettasi. Ma fin qua. Che poi si chiamaria Bisogna che te tasi a pastiglia. Sì che non stava tutta scritta sulla scatola. Per cui è scritto Biochettasi. Per cui è scritto compressa. Ma poi che per favore. Non che Poi stava- perché sennò veramente non è